Buongiorno a tutti. Oggi per i nostri incontri con Repubblica.it, Repubblica TV è ospite Giancarlo Galan. Buongiorno. Ex presidente della Regione Veneto ed ex ministro dei beni culturali. Ex ministro dell'agricoltura. Con gli ultimi governi Berlusconi. Noi ci incontriamo in una fase un po' particolare della vita del suo partito. Insomma, chiamiamola particolare. Un po' particolare. Ci sono state le elezioni in Sicilia che venivano considerate fondamentali per capire il trend elettorale di questi mesi, anche in vista delle prossime elezioni politiche. Insomma, il PDL ne è uscito molto male. Lei che speranze assegna al suo partito? Brutta domanda, come prima poteva essere più delicata, non lo so. Io ammetto subito, mi costituisco, non sono così bravo come i politici tradizionali, come Alfano, che ha commentato che quel risultato in Sicilia è stato un grande risultato. A me sembra che sia stato un risultato disastroso, perché è difficile assommare i voti di Miccichè con quelli del PDL. In realtà è stata la testimonianza di un disastro, di un partito che non è più capace di unire, ma un partito in cui ci si divide, un partito in cui bisogna rivoluzionare tutto, dal nome a tutto, a cominciare però dal programma. Ecco, speranze per il PDL io francamente non ne vedo moltissime. Io credo che la necessità di rivoluzionare l'offerta, mantenendo saldi alcuni principi, alcune cose buone che si sono fatte, alcune cose importanti, ma che l'esigenza di cambiare tutto sia la primaria. Il PDL non c'è più, insomma, mi pare di capire. Il PDL è un vecchio marchio, come capita, è durato 20 anni, con le varie... un po' di meno, per carità, se lo consideriamo dal Predellino in poi solo 5, ma è la fine del... È durato, è un marchio che ha avuto un successo notevole perché ha preso più del 30% in una elezione, quindi ha avuto, ma che come certi prodotti non durano tutta la vita, insomma mica tutti i prodotti sono come la Nutella, per dirlo. Ma in cosa deve cambiare? In cosa si deve trasformare? Ma un po' deve ritrovarsi intorno a un nucleo fondamentale che è il nucleo delle idee liberali, che sono quelle che ci hanno permesso di ottenere il consenso con il quale avremmo dovuto rivoluzionare l'Italia. Non ce l'abbiamo fatta, forse occorreva e occorre studiarsi un po' di più, ripartire da quel nucleo, fare un programma semplice e trovare delle persone credibili in grado di rappresentarlo. Ma secondo lei... Non è semplice, Ma Alfano ha dimostrato di poter essere credibile? Mi fa essere duro. Sì, Alfano forse è credibile per una parte, è stato credibile, ma quello che sta costruendo Alfano, ecco l'unico mio motivo di critica. Io non farò una campagna per le primarie contro qualcuno, la farò per un'idea di partito che ho totalmente diversa. Quella di Alfano mi sembra un'idea troppo conservatrice, con un partito troppo posizionato sulla destra, incapace di dialogare con gli altri protagonisti della politica. Io vorrei un partito di idee liberali, aperto soprattutto alle istanze riformatrici che mi sembra siano state dimenticate e cassate. Noi abbiamo ricevuto diverse domande dai nostri ascoltatori, dai nostri lettori. Ne comincio a fare qualcuna, ne comincio dalla prima. Ci chiede Roberto: una scena politica direi piuttosto confusionaria, un movimento rivoluzionario, tra virgolette, che avanza portando avanti solo denunce e non programmi. Il PD che non riesce a trovare un suo leader, le chiedo allora, quali garanzie offre il PDL? Una domanda difficilissima, è l'essenza. Bravo Roberto, ha capito il fatto che non siamo in grado di offrire un programma, un sogno, una speranza, un programma, è testimoniato dal risultato delle elezioni siciliane. Meno della metà delle persone che vanno a votare, meno della metà, è un dato da brividi questo, e gli altri preferiscono stare a casa perché non c'è un'offerta. Rispondo a Roberto, secondo me in Italia c'è ancora oggi una maggioranza, tra virgolette, moderata, ma non trova più, ha trovato nel passato perché Forza Italia gliel'ha offerta una rappresentanza, ma
la Lega ha offerto ad altre istanze un'altra rappresentanza, oggi quell'offerta politica non c'è più, bisogna costruirla. Senta, un'altra domanda che riguarda soprattutto Berlusconi, ce lo chiede Marco. Ci dice: Berlusconi un anno fa si è dimesso perché in enormi difficoltà nel gestire il paese. Come può ispirare fiducia a un candidato sempre stato fedele alla linea del Cavaliere senza mai essersi dissociato o allontanato? Cerco di rispondere, perché se noi non abbiamo fatto se non abbiamo realizzato le grandi promesse che avevamo fatto e con le quali credevamo e crediamo, è perché avevamo anche degli alleati. C'è colpa della Lega? L'abolizione delle province ce l'ha impedita la Lega, la riforma delle pensioni ce l'ha impedita la Lega, la riforma della giustizia ce l'ha impedita AN quando era rappresentata da Fini. Molte altre cose, è la mia interpretazione ovviamente, una politica economica di stampo liberale con meno Stato e meno tasse ce l'ha impedita Tremonti, era possibile una politica diversa. Ecco, uno risponde quando ha il 51%. Se il nostro ascoltatore facesse la richiesta a me, io gli risponderei che io un'autostrada in 4 anni l'ho costruita, che un ospedale, il più bello d'Europa, quello di Mestre, in 3 anni l'ho costruito, che le autorizzazioni, quando ero presidente del Veneto, ma lì non avevo i condizionamenti, ero libero di poterlo fare. Però qualcuno gli potrebbe rispondere: è vero, ma quegli alleati siete scelti voi, siete scelti Berlusconi. E in secondo luogo Berlusconi sembra che voglia continuare a scegliersi gli stessi alleati perché vuole ricostruire un asse con la Lega. Questa è la parte vera, perché, ma è vero perché per governare occorre almeno il 51%, con la situazione attuale a mio avviso non basta neppure, ma occorre il 51%, il 51% gli italiani non ce l'hanno dato. E io credo, per quanto riguarda anche il futuro, visto che non mi sottraggo a nulla, io credo che sia un errore ripresentare la stessa offerta con le stesse persone del passato. Ecco perché ritengo che andare con la stessa alleanza alle elezioni lombarde, magari addirittura con un candidato della Lega, sia un gravissimo errore. Dopo, quando incontro le persone mi dico: ma c'è nessuno che glielo dice a Berlusconi? Ecco, io glielo dico e dopo succederà quello che allora a proposito di Berlusconi, che naturalmente ritorna sempre poi nei ragionamenti su tutto quello che riguarda il centrodestra, Giuseppe le vuole chiedere: se Silvio Berlusconi decidesse di ritirare la fiducia al governo Monti, sarebbe disposto a sostenere lo stesso governo? Sarebbe lei disposto a sostenere lo stesso governo, provocando anche una scissione del PDL? Io gli rispondo che questa possibilità non mi è data perché io non sono parlamentare, ahimè. Io non siedo in Parlamento, non posso votare. Ma lei farebbe andare avanti il governo Monti? Sì. Io non mi sottraggo alla domanda: se fossi parlamentare io farei andare avanti il governo Monti, per 2 motivi: non che sia felice di quello che ha fatto, però una linea complessiva c'è, una rappresentanza europea c'è una linea di fondo che mi piace abbastanza. Secondo, non capisco il vantaggio di andare alle urne un mese prima o un mese dopo. Terzo, ahimè, molti dei provvedimenti, anche quelli meno soddisfacenti che Monti ha preso, li abbiamo votati. Quindi io sono per l'idea di sostenere il governo Monti fino alla sua fine. Insomma, lei prima è stato abbastanza critico nei confronti di Angelino Alfano, ma secondo lei chi dovrebbe essere il leader del nuovo centrodestra, il candidato premio del nuovo centrodestra? Dovrebbe essere ancora Berlusconi? Dovrebbe essere l'uomo capace di unire il maggior numero di alleanze possibili nel blocco cosiddetto moderato. Mi si chiede Monti, sì, Monti potrebbe essere. Io sarei molto contento se Monti scendesse in campo e decidesse di rappresentare questo mondo. E altrimenti ci sono 56 milioni di italiani, alcuni si sono distinti. Io ho fatto un nome, tanto lo dico così so che non scenderà in campo, ma un imprenditore, per dare l'idea, un imprenditore come Della Valle a me piacerebbe. Ce ne sono anche altri, ma
quando fai un nome scontenti qualcun altro. No? Quindi Berlusconi diciamo, si può mettere in panchina in questa stagione. Ma io credo che questa scelta l'abbia fatta, lui lo ha detto chiaramente, io combatto una battaglia, io sono pronto per il bene dei moderati, per impedire la vittoria delle sinistre, sono disposto a farmi da parte, che un po' è quello che ha fatto nel 94, quando andò da Martinazzoli a chiedergli di rappresentare il blocco anti-DS, mi pare che si chiamassero allora, o PDS, addirittura PDS era questo. Ecco, quindi non ci sarebbe storicamente nessuna novità, io credo che questa scelta Berlusconi l'abbia già fatta. Senta, proseguiamo con le domande dei nostri ascoltatori. C'è un altro che vuole parlare di economia e di giovani. E le vuole chiedere come intende far riprendere l'economia se non date lavoro ai giovani? Come pensa si possa ripartire? Il vostro voto favorevole alla spending review con i tagli dell'80% delle assunzioni alle forze di polizia ha impedito le assunzioni di 2300 giovani già vincitori di concorso. Siamo stufi. Un'accusa che fa anche un'altra lettrice che si chiama Asia. Come si fa a dargli torto, però io cerco di andare un po' oltre, qui sono in ballo 2300 posti che erano già stati. Io credo che la ricetta sia quella antica, sempre, da sempre, meno Stato. Per quale meno Stato vuole dire meno ingerenza dello Stato nell'economia, vietare, è la prima cosa che farei se mi fosse data la possibilità, vietare che comuni, province, enti locali detengano pacchetti azionari in qualsivoglia società. Basta municipalizzate, basta intrighi, perché questa è la vera perversione dell'economia. Per i giovani io farei una proposta che non riguarda direttamente i giovani, perché altrimenti è clientelismo o una mossa preelettorale. Io ai giovani vorrei promettere meno burocrazia, soprattutto più velocità nel realizzare le opere, le costruzioni, qualsiasi attività umana. Un campeggio importante, per carità, un giorno contò nel Veneto 175 firme all'anno per aprire l'attività. Ecco, no, non può essere così. Non può essere così. Senta, in passato lei ha assunto una linea diversa rispetto al PDL, al centrodestra, anche sulle questioni, sì, ma anche su cosiddetti temi sensibili, questioni etiche. Lei per esempio è favorevole alle unioni di fatto? Al riconoscimento delle coppie di fatto? Certamente sì, cerco di spiegarmi in 30 secondi. Io credo che si debba garantire la stessa opportunità di felicità a tutti. E perché la dobbiamo negare a chi ha una preferenza sessuale diversa da quella che viene considerata la maggioranza? Io lo considero un torto che si fa, impedire la felicità a qualcuno per motivi di preferenze sentimentali o sessuali. Lo trovo che sia un'ingiustizia. D'altra parte l'ingiustizia la si è vista all'opera quando morì Lucio Dalla. Il suo compagno, che viveva con lui da tempo immemorabile, si vide buttato fuori di casa e non ottenne nulla perché lo Stato non gli dava alcun aiuto, alcun appoggio. È giusto? No, non è giusto. Io quindi mi batterò per questo, a favore della non discriminanza in base alle preferenze sessuali. Anche sulla una questione che è stata anche violentemente dibattuta come quella del caso Englaro sul fine vita, anche su quello ha una posizione eccentrica rispetto al suo partito? Io trovo che la posizione che tenne l'allora Ministro della Sanità, che io non facevo parte del governo in quell'epoca, sia stata quanto di più estremista fosse possibile. Molto più vicina all'umanità, un po' di comprensione, quella del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. Io credo che almeno in quei casi lo Stato non debba entrare nelle vicende umane e private e che debba essere lasciata una zona grigia, come dire, con la quale con il buon senso si risolvono queste situazioni. D'altra parte fa un po' effetto, no? Che si sia cominciato a discutere di questo senza quei toni da vecchi regimi clericali soltanto dopo che il Cardinal Martini
disse no all'accanimento terapeutico. Ecco, per Eluana Englaro è durato 17 anni l'accanimento terapeutico. A me vengono i brividi quando assisto a queste cose. Torniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Ce n'è una che si riferisce alla sua precedente attività come Ministro dei Beni Culturali e le chiede, si chiama Manuela, la nostra ascoltatrice, dice: lei ritiene che il suo operato da Ministro dei Beni Culturali sia stato immune dal razzismo nei confronti del patrimonio culturale del Sud Italia? Poi le elenca una serie di dichiarazioni su Pompei, sul Festival del Cinema di Roma, sui Bronzi di Riace, che in qualche modo insomma, la inchiodano. Beh, non mi inchiodano affatto, perché io difendo e ho difeso certamente l'interesse globale nazionale. Parto dalla più difficile, i Bronzi di Riace. Ma i Bronzi di Riace hanno... Possiamo ricordare la frase che ha detto: i bronzi di Riace sono stati trovati nei mari della Calabria, ma solo per questo devono rimanere in quella zona? Punto interrogativo. Sì, difatti è sbagliatissimo. I Bronzi di Riace hanno avuto meno visitatori dello zoo di Pistoia. Meno di 30.000 visitatori, una cosa folle. Un bene così, che è dell'intera nazione, va portato a Roma, quindi vedo che non ce l'ho neanche qua. Mica dico di portarlo a Venezia perché erano bravi ad andare in barca, no, ma almeno 32.000 visitatori. La dea di Morgantina, per la quale l'Italia fece una battaglia storica contro gli Stati Uniti d'America, contro il Peggy Guggenheim di Malibu, è tornata, e l'abbiamo messa nel suo luogo ad Aidone. Sfido chiunque a dirmi dov'è Aidone e sfido tutti gli altri a dirmi quante volte l'hanno visitata, perché i visitatori 3 mesi dopo, con tutto il clamore che c'era, erano 27. Festival del cinema. Ma ogni paese al mondo ha un festival del cinema. Ai parigini non verrebbe mai in mente di fare un altro festival in concorrenza con quello di Cannes. Perché noi dobbiamo fare concorrenza all'unico festival che era il più importante del mondo, quello di Venezia una volta? Su questo c'è un piccolo conflitto di interessi, però. Ma può essere, ma insomma, ecco, mai Parigi, Cannes. Non si capisce perché in Italia si debbano sostenere 2 manifestazioni diverse. Io credo, mi si può dire di tutto, ma che sia come detto, un po' di razzismo, no, non c'è razzismo neanche nei cibi che scelgo. In qualità di ex Ministro dei Beni Culturali, lei l'avrebbe nominata Giovanna Melandri alla presidenza del MAX? No, perché non era opportuno. E io credo che uno che ha fatto il ministro, io penso spero che sia capacissima di farlo, che lo faccia bene, però non è opportuno. Uno finisce le elezioni, decide di non candidarsi alle prossime elezioni e subito il governo le trova un posto. No, non era opportuno, con tutta la simpatia che posso avere personale per Giovanna Melandri e senza nessuna critica, ma non è bello che si esca dalla politica e subito si ottenga un posto. No, non è bello. Un'altra domanda, sempre come si fa riferimento al ruolo di Ministro dei Beni Culturali. In questo caso Anna Maria fa riferimento alla biblioteca dei Gerolamini di Napoli. Gerolamini di Napoli. Credo che sia così, Gerolamini. Il signor De Caro, come consulente, è stato nominato da lei. Io ho fatto l'errore di portarlo con me, dopo che tanti l'avevano portato nella loro vita, perché non sono mica stato il primo è stato un senatore del Partito Democratico. Io l'ho portato al Ministero, al Ministero dell'Agricoltura, e siccome si era comportato benissimo l'ho tenuto con me quando sono passato alla cultura. Alla biblioteca dei Gerolamini l'hanno nominato i Gerolamini senza che io neppure lo sapessi. Questo per la storia. E mi dispiace, io ho fatto un errore, chiedo scusa, ho chiamato fra i miei consulenti, fra cui ci sono persone eccellentissime, ho chiamato fra i miei consulenti una persona sbagliata. D'altra parte il curriculum
Io vorrei sfidare chiunque ad andare a leggere e verificare coi carabinieri se il curriculum corrisponde per davvero al vero. Ho fatto un errore, quello, ma non quello di nominarlo nella biblioteca. Senta, durante l'attività di governo... No, diciamolo, se no gli elettori, magari, se no i nostri ascoltatori non sanno. De Caro pare, perché il processo non è ancora finito, ma pare molto intensamente che si sia rubato dei libri. Ecco, però, sì, si è rubato dei libri della biblioteca stessa. Sì, diciamo. della biblioteca. Libri antichi. Libri di un certo valore. Certo. No, io ammetto l'errore, ma non quello di averlo nominato alla... Senta, e neanche di aver firmato alcun atto che lo confermasse al Presidente, perché è una scelta della biblioteca che è autonoma e privata, non dipende dallo Stato. Quindi. Però diciamo, lo ha portato al Ministero dell'Agricoltura come suo consulente. Ho assunto tanta gente nella mia vita, non tutti, sfido chiunque. Senta, no. Un'ultima domanda, ancora qualche minuto lo abbiamo. Durante diciamo, l'attività di governo, dell'ultimo governo Berlusconi, lei ha avuto diversi scontri, anche abbastanza aspri, con il Ministro dell'Economia Tremonti. Che impressione le fa adesso l'onorevole Tremonti impegnato a costruire un partito diciamo, autonomo? Ma non mi fa una particolare impressione. Allora io lo consideravo il capo della Lega, o almeno di quella parte della Lega, Bossi Calderoli per intenderci e per semplificare. Dopo evidentemente le cose sono andate in un certo modo e lui cerca una via autonoma. Non so quanto andrà avanti per quella strada. I miei scontri con Tremonti sono dovuti al fatto che era chiamato a interpretare la parte più difficile del nostro programma. Il nostro era un programma liberale e lui evidentemente non credeva nei principi liberali, quindi applicava medicine diverse da quelle che noi avevamo promesso agli elettori. Questo per la politica, dopo il rapporto personale è tutta un'altra cosa, ma la politica si fa con chi c'è, ahimè, non con chi si vorrebbe che ci fosse. Senta, un anno fa, poco meno di un anno fa, davvero poco meno perché siamo quasi a novembre, si trattava dell'11 novembre, e cadeva l'ultimo governo Berlusconi. L'allora Presidente del Consiglio presentava le sue dimissioni al Quirinale e nasceva poi il governo Monti. La colpa di quel fallimento è più di Berlusconi o più di Tremonti? Io l'attribuisco, ecco, dire Tremonti è esemplificato un po' troppo. Dico Tremonti come simbolo di quella che è stata la vera colpa nostra, non essere stati capaci di mantenere le promesse che avevamo fatto agli elettori. Ci sono molte attenuanti, abbiamo fatto cose anche molto buone, ricordo soltanto la popolarità di cui godeva il governo e il suo presidente appena un anno prima dell'11 novembre, il discorso di Onna del 25 aprile del 2009, ecco, 2 anni prima, quindi il vero errore nostro, quello che si fa fatica per davvero a farsi perdonare dagli elettori, ai quali va innanzitutto chiesto scusa e poi spiegate le motivazioni che ci sono, è quello di non aver fatto quello che avevamo promesso, non essere stati capaci di tradurre in atti tutto il programma di rivoluzione liberale che avevamo in mente, nel quale molti credevano. Secondo lei non hanno avuto alcun peso gli scandali in cui è stato coinvolto Berlusconi negli ultimi 2 anni? Per carità non ci hanno aiutato di sicuro, ma il torto con gli elettori è il primo, il torto politico è il primo, quello che per davvero è faticoso farsi perdonare è quello che ho cercato di dire, io almeno la penso così. Senta, tra un po' ci saranno le elezioni, comunque orientativamente il Presidente della Repubblica sembra intenzionato a convocare il voto per il 7 aprile, magari ci sono un po' dei dubbi perché proprio l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi sembra accelerare sulla possibilità di una crisi. Ma lei, oltre a dover cambiare l'immagine del centrodestra e del PDL,
ritiene che l'offerta politica del centrodestra debba cambiare anche dal punto di vista, diciamo, numerico, nel senso è opportuno presentarsi con un'unica lista al voto o ha ragione Berlusconi, bisognerebbe provare a rilanciare con 2 o più liste? Non lo dico da oggi, ma fra gli errori che abbiamo fatto, questo sì va scritto a Berlusconi, c'è certamente quello del predellino. Fu un'operazione importante riunire in un grandissimo partito che aveva quasi il 40% dei consensi, quindi una tappa nel bipolarismo che si voleva e che si vuole, nel quale ancora credo, instaurare come meccanismo in Italia, ma fu sbagliata. La fusione non è mai avvenuta e ancora oggi si risente un po' di questo. L'esempio ultimo è nelle elezioni siciliane, no? Le elezioni siciliane, io voglio sperare che si eviti di accusare Miccichè di essere stato la causa della sconfitta, perché bastava appoggiare Miccichè. Qualcuno mi deve dire perché non Miccichè, che è stato il fondatore dei grandi successi elettorali di questi. Beh, è Alfano che non l'ha voluto Miccichè. Vabbè, può essere, credo di sì. Credo che sia stata una certa parte del partito, Alfano più tanti altri. Credo che sia stato l'attuale establishment. Ecco, è stato un errore, ma non va imputato a Miccichè. Va imputato a una situazione che rischia di essere così in tutta Italia. Un po' si sono abbandonati i vecchi. E quindi io ho sempre sostenuto che il predellino sia stata un'operazione che ci ha portato danni se non elettorali. Io credo che presentare almeno 2 offerte, una legata alla destra, ai valori della destra, li difendano con la maggiore convinzione e con la maggior libertà possibile, ma non sono i miei. E io credo che un'altra offerta di un centrodestra di stampo europeo, dico moderato, ma intendo anche per certi versi molto deciso, che ricordi i diritti civili, che non dimentichi le conquiste che si sono fatte, che sia aperto, maggiormente aperto al dialogo, sia necessario. Cioè lei vorrebbe Forza Italia e Alleanza Nazionale? Io vorrei Alleanza Nazionale da una parte e qualcosa che non può essere Forza Italia, perché sono passati 18 anni, perché quelli che andranno a votare per la prima volta non erano neppure nati. Qualcosa che però gli assomigli, che rievochi quello spirito, ma che si chiami spirito del 2013 e non del 94. Ma dica la verità, se lei potesse fare un'alleanza, preferirebbe allearsi con Casini o con la Russa? Questa è una domanda cattiva così. Io considero che l'alleanza con Casini dovrebbe essere scontata e vorrei evitare però il Casini, perché altrimenti le vicende personali influenzano troppo la politica. Io credo che lo scontro sia stato con Fini e non sia stato uno scontro politico, che è un errore. Io credo che lo scontro attuale sia con Casini, che è un errore. Se io dovessi rifare un governo in Veneto darei per scontato l'UDC insieme a me, quindi dovrebbero essere i partiti, i valori che si tornano, e come valori, come storia, come convinzioni l'UDC è certamente più vicina a me di molte posizioni di destra. Un dato delle elezioni siciliane è la vittoria del movimento di Grillo, no? Che in qualche modo rappresenta un po' il successo dell'antipolitica. Non sono d'accordo. Rappresenta il successo di una offerta politica che primeggia rispetto alla miseria delle offerte degli altri partiti. No, io la critico, io non voterei, lo trovo un'offerta abbastanza vuota, ma non si può liquidare chi ha raccolto in breve tempo il 20%, ma in sì, un po' 18, meno, certo. 17, comunque cifre altissime. È la misura casomai dell'insuccesso della politica, ma non antipolitica. Adesso li vediamo anche all'opera, in alcuni casi stanno facendo discretamente, in altri molto male. Ma cosa la colpisce di quel movimento? La modernità, io devo dire la verità. Sarà un po' forzato, ma niente tessere, niente strutture di partito, niente direttivi, niente attivi, niente tutto quello, congressi. Ecco, questo piace alla gente. Come forse del 94. Esattamente.
Quindi Grillo come Berlusconi del 94. Io credo che Grillo abbia copiato da Berlusconi molte cose, o meglio le abbia copiate con uno spirito diverso che era quello più moderno, insomma. Noi invece abbiamo avuto un'involuzione in senso contrario, siamo tornati a quello che era il patrimonio dei partiti italiani, le correnti, i congressi, il direttivo comunale, il direttivo provinciale e le alchimie per sistemare gli uni agli altri, roba che appartiene alla politica di quando io ero bambino. Ringraziamo Giancarlo Galan, il tempo a nostra disposizione è finito, a presto, arrivederci a tutti.